Ciao amici di GQ, ben trovati nuovamente a GQ Spirit of Cortina. Oggi con noi ospite Vincenzo Novari, amministratore delegato delle prossime Olimpiadi che si celebreranno in Italia, Olimpiadi invernali del 2026 Milano Cortina, giusto? Milano Cortina, ma anche Valtellina, ma anche Anterselva, ma anche Val di Fiemme, ma anche tutta l'Italia. Esatto, una manifestazione straordinaria di cui questo step dei mondiali di Cortina 2021 sono in parte una prova generale, perché nella cittadina dell'Ampezzo, qui nella cornice meravigliosa delle Dolomiti, in questo scenario che sta affascinando tutto il mondo, 500 milioni di persone che guardano i mondiali che si stanno celebrando sulle Tofane, diciamo si celebrerà un pezzettino della futura Olimpiade. Sì, un pezzettone, diciamo, non un pezzettino, perché Cortina sarà veramente uno dei centri nevralgici del nostro progetto del 2026. Più che prove generali direi che sono state uno stress test, no? Nel senso che al comitato organizzatore di questi mondiali veramente è capitato di tutto, quindi devo fare complimenti a tutti, perché cioè, qualsiasi cosa poteva succedere è successa, quindi hanno avuto, voglio dire, veramente tutte le restrizioni dovute al Covid, hanno avuto una situazione meteorologica infernale, e quindi obiettivamente si sono fatti le ossa e hanno fatto un grande lavoro, perché era difficilissimo. Sei un top manager che viene dalla tecnologia. Questi probabilmente sono i mondiali più social mai celebrati. Gran parte della stampa lavora come noi in questo momento con dirette streaming attraverso Facebook, attraverso Instagram. La tecnologia ha veramente cambiato tutto anche in questo sport. Ma guarda, la tecnologia ha cambiato le nostre vite, quindi certo. Voglio dire, io ho fatto per 18 anni, mi sono occupato appunto di telecomunicazioni, di servizi digitali e quant'altro, quindi per definizione è una rivoluzione che ha toccato tutti, e ha toccato ovviamente l'informazione in maniera più che proporzionale. Però devo dire che alla base c'è sempre la notizia, e i mondiali sono una grande notizia, perché obiettivamente i progetti che hanno visibilità mondiale sono un'opportunità per un paese straordinario, e quindi è il momento in cui l'Italia si mette in mostra, sia dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista creativo, che dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista anche digitale, e di capacità di trasferire sul digitale tutta una serie di potenzialità, di servizi, di informazioni che oggigiorno arrivano dovunque. Quindi voglio dire, credo che sia questo incrocio tra contenuto e canali di comunicazione nuovi sia veramente uno dei grandi trend. Pensiamo che nel 2026 ci avremo il 5G, Certo. E quindi potremo inventare delle cose straordinariamente più potenti grazie a queste tecnologie, e far sentire veramente la gente vicina a dove avvengono queste grandi manifestazioni. Vincenzo, sei stato in pista, hai potuto vedere tutto il front e anche il back di questi mondiali, che sono circa, non dico a metà, perché ci sono veramente praticamente quasi tutte le gare, in parte appunto come ricordavi tu, da recuperare, quindi 7-21 di febbraio. Quale lezione, quale insegnamento stai traendo da questa tua esperienza qui? Allora, guarda, non è una cosa tanto divertente probabilmente per chi ci guarda, però è un po' quello che dicevi tu, Sì. Cioè la parte tecnologica di base, il backbone, e quindi l'infrastruttura di trasporto che è al servizio poi di tutte le attività che fa chiunque è presente e questo è un punto centrale, cioè riuscire a portare nelle località dove si svolgono le gare il cavo in fibra, o riuscire a portare l'ultima tecnologia disponibile, è un abilitante cruciale. Quindi, al di là della parte prettamente tecnica, c'è proprio un lavoro infrastrutturale su cui il nostro paese veramente deve dimostrare di poter fare un'evoluzione, perché andando a guardare sul luogo di gara si vede una complessità tecnologica
che molte volte è indotta dall'assenza di infrastrutture. Io ricordo i tuoi talk, la tua capacità di essere empatico, e per questo, diciamo, sei un interlocutore perfetto per GQ Spirit of Cortina, per cercare di capire qual è lo spirito che senti qui nella Perla delle Dolomiti, in questo paese che viene sempre indicato come un luogo ultra glamour e magari un filo meno connesso col mondo dello sport, anche se ha una tradizione lunghissima in questo senso. Ma guarda, questa doppia anima secondo me è straordinaria, nel senso che obiettivamente Cortina è forse, come dicevi tu, il posto più chic d'Italia, no? Dal punto di vista invernale, però dall'altra parte è il posto dove la componente prettamente tecnica invece si esprime al meglio, cioè voglio dire, il salto della vertigine è un qualcosa che parlavo con un ragazzo che appunto che partecipava alle gare di Coppa del Mondo e mi raccontava proprio poche ore fa che per la prima volta ha sentito in partenza dire da gente che ha fatto 150 discese libere: ho paura. E quindi voglio dire, questa componente anche di rischio che Cortina offre, perché ha uno scenario paesaggistico ma anche tecnico unico, credo che sia veramente un qualcosa che unisce due anime totalmente opposte, perché vedere una persona, un montanaro, uno che ha passato 20 anni della sua vita a buttarsi giù dovunque, dire ho paura, e dall'altra parte andare nel corso e vedere le vetrine più fighe del mondo, cioè voglio dire, è veramente un contrasto straordinario. È un contrasto che affascina sicuramente. Allora, siamo in un momento particolare del nostro paese, questo è un mondiale che si celebra in pandemia, siamo tutti molto attenti, tutti molto tamponati, tutti con le mascherine, tutti con gli occhi puntati, diciamo, su quello che sarà il Recovery Fund, la pioggia di denaro che potrebbe aiutare il rilancio del nostro paese. In questo senso le Olimpiadi sono un altro grande boost. Ma assolutamente sì, noi stiamo attraversando una fase che è iniziata nel 2020 e ahimè continuerà nel 2021 di grandissima crisi, quindi è una crisi che riguarda tutto il mondo, non c'è paese europeo che non sia stato devastato sia dal punto di vista, diciamo, sociale sia dal punto di vista economico da questa crisi. Probabilmente dal 2022 in poi ci sarà un imbalzo. No? Gli economisti conoscono perfettamente la ciclicità di questi trend economici e questo rimbalzo che secondo la BCE, secondo il Fondo Monetario Internazionale, abbraccerà questo quadriennio dal 23, 24, 25, 26, ci vede esattamente al centro, e quindi per il nostro paese il fatto di avere una vetrina così importante come le Olimpiadi all'interno di questo percorso di rimbalzo economico che ci sarà è un'opportunità straordinaria che non ci possiamo permettere di sprecare come paese. Quindi se pensiamo che le aziende italiane sono poi, a differenza di altre nazioni, non sono poche e enormi, ma sono tante medio-piccole, per tutte loro questa grande vetrina delle Olimpiadi può essere un'opportunità, secondo me, che veramente può segnare lo sviluppo dei prossimi 10 anni. Senti, l'ultima volta che sei stato nostro ospite era il gennaio appunto del 2020, celebravamo il Best Dressed Man, tu eri con noi alla MUDEC di Milano, ti avevamo inserito nella lista dei 20 premiati per la tua capacità di accendere un motore importante come quello delle Olimpiadi, praticamente eri freschissimo di nomina. Questo anno che cosa hai visto, che cosa hai imparato nell'inserimento all'interno di una macchina che così a naso immagino parecchio complicata? Ma guarda, a parte il fatto che mi chiedo ancora perché tu mi abbia inserito in quella lista delle persone lo dico subito, perché il Best Dressed Man non è la classifica dei meglio vestiti, non che tu allora non ci sia, sto, ma è degli uomini più eleganti a 360 gradi, okay, quindi questo mi fa ancora più piacere.
E guarda, è stato un anno incredibile, nel Sì. senso che fare una startup in smart working è una cosa assurda. Noi abbiamo iniziato a costruire questa squadra e per 5-6 mesi non ci siamo mai visti. Quindi, voglio dire, ci vedevamo dietro un computer all'interno di un processo che ti confermo è estremamente complesso. Organizzare un'Olimpiade ha dei risvolti internazionali estremamente complessi, ha delle tematiche politiche perché hai degli stakeholder che sono di fatto degli enti pubblici e voglio dire, le regioni, i comuni, le province, i ministeri, il CONI, il Comitato Paralimpico, e per chi come me ha sempre lavorato nel privato non è banale approcciarsi a questo mondo, però la soddisfazione, se io devo dire, in poco più di 8 mesi, secondo me abbiamo fatto un lavoro enorme, stiamo mettendo giù e abbiamo ormai praticamente completato la fase di progetto di un'Olimpiade che secondo noi, ma anche secondo il CIO stesso, con cui spesso ci confrontiamo anche in maniera molto, molto aspra, sarà la migliore Olimpiade invernale di sempre. Beh, questo sarebbe dato un augurio che accogliamo, sicuramente supporteremo lo sforzo del nostro paese, il tuo, e ti ringraziamo per essere venuto qui. Vincenzo Novari, amministratore delegato delle Olimpiadi Invernali 2026, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi e grazie a te in particolare. Grazie, ciao.